Ciao amici, oggi è il 14 aprile 2026, 11:49, ma non è un giorno come gli altri perché oggi sto andando a Travedona Monate. Se chiudi gli occhi e pensi alla vita di una pop star, ti immagini la City, i grattacieli, Milano e in alcuni casi anche i riflettori di Sanremo. L'ultima cosa che ti immagineresti è proprio un paesello. Oggi siamo a Travedona Monate, un locus amenus lombardo affacciato sul lago. Qui c'è molta pace e quella calma di paese che alla gente di città affascina ma crea ansia allo stesso tempo. Ed è proprio qui, in questo paesello, apparentemente tranquillo, che si nasconde una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano odierno. Lei è Clara e viene proprio da qui, Travedona Monate. E oggi sono venuto a trovarla, per capire come si fa a passare dal silenzio di questi vicoli al rumore del successo, senza ovviamente mai perdere la propria bussola. Voi nel frattempo mettetevi comodi, ordinate un caffè e una brioche, perché ora scopriremo cosa succede quando la provincia smette di sussurrare e inizia a cantare. Ma prima di iniziare c'è una domanda che mi preme domandare a Clara. Clara, perché Travedona si chiama Travedona? Bri, perché ti chiami Bri? Allora, siamo a Travedona. Clara, com'è il tuo rapporto con Travedona, con il tuo paesello? Beh, solo di amore secondo me, non è odio et amo. È tipo il posto sicuro dove torno. Vivo qua la mia famiglia, i miei amici più stretti. Da piccina davvero sono cresciuta proprio qua, non è che ci muovevamo molto, quindi fino ai 16-17 anni stavamo a Travedona, a volte andavamo alle feste a Sesto Calende, alla Marna mi ricordo, dove io mi innamorai del mio migliore amico Nicolò e lui mi diede un palo, un gran palo Nicolò. Prima donna? No, lui non è la prima donna, all'epoca lo era stato, no scherzo. No, aspettiamo meglio, non è che se uno ti rifiuta la prima donna. Aveva gusti di merda. Ok. No, scherzo. Non scherzo. E se dovessi descriverlo con una parola, il tuo amore per Travedona, come lo descriveresti? Travolgente. Travolgente? Io davvero, quando torno qua, rinasco, no? Questa volta, ogni volta che torno mi ammalo. Perché secondo me do tutto magari quando sono in giro, poi dico ora sono a casa e posso stare male, posso essere me stessa, mi ammalo. Ad oggi Travedona la chiameresti casa o è ancora un posto sconosciuto per te quando torni qua? No, casa. Casa? Da sempre per sempre, sì. Infatti non so se mi sentirò mai a casa in un altro posto come qua. Milano, ci vivo da tantissimi anni, da 8 anni, mi ha dato sicuramente delle opportunità, però casa mia è qua. Nonostante io abbia vissuto momenti belli e molto molto brutti qua, però è il mio posto nel mondo. Poi esco di casa, conosco tutti, vedi, si conoscono tutti. Sì, qua si conoscono veramente tutti. Tutti. E tutti conoscono Clara e Clara conosce tutti. Sì, ma no, non mi conoscono come Clara, magari appunto il personaggio. No, proprio da Clara. sempre. Perché qua da quando sei piccolo La esci, piccola Clara. La piccola Clara. La piccola Clara. Quindi tu torni qua ogni quanto? Più o meno? No, non tanto. Una mia amica Giorgia qua dice sempre: io adesso casualmente sono stata qua questo weekend e il prossimo sono di nuovo qua. Allora ho detto non la vedremo fino a settembre, poi torno quando posso, per Natale sempre, e poi quando un momento libero vengo qua. Forse per me stare qua almeno 2 settimane, però. Non so se è la stessa cosa per te, ma io torno al mio paesello a Natale, Pasqua. Io Pasqua ho cantato, ero via in giro a cantare. Hai balzato Pasqua? Sì. C'hai quel gruppetto? Infatti ho avuto un momento cioè, anche perché mio fratello vive a Roma, anche lui non lo vedo quasi mai, ed era tornato e io però ero a cantare, c'era mia mamma e mio fratello assieme, io ero tipo ok. C'hai quel gruppetto di amici che ritrovi sempre ogni volta che torni qui? Come si chiamano? Nicolò, il mio migliore amico Nicolò, Giorgia, Noemi, Cinzia, siamo tutti assieme in realtà, siamo tanti. Poi adesso si sono uniti tutti i ragazzini a cui facevamo da animatori, che prima c'era il distacco di età. Adesso siamo nell'età invece in cui usciamo tutti assieme, quindi per dirti anche il figlio di Omar, il fidanzato di mia zia, siamo cresciuti assieme, prima lo vedevo molto piccolo, invece ora ci esco, cioè come se fossimo coetanei, no? Quindi è così. Lei è come se fosse la mia nonna, ma non è la mia nonna, però è come se fosse la nonna. Io l'ho cresciuta. È parte della mia famiglia e sua figlia si chiama Carla ed è come se fosse mia zia. Però brava. E ieri sera eravamo tutti quello. assieme a cena, giusto per dire, anche l'altro ieri sera, sempre siamo assieme. In un lontano futuro ti vedi
Qua a Travedona oppure no. fissa a Milano? Nemmeno a Milano. Vivere no, però sicuramente qua avrò sempre, sarà sempre il mio punto di riferimento. I miei figli dovranno conoscere Travedona Monate e passare parte del loro diciamo estate o così. È molto bello qua perché è tutto semplice, cioè i paesini, secondo me, la cosa bella rispetto alla città è che sono così piccoli, così semplici, che ti mangi un toast, fai la tua giornata, giochi a carte, parli, incontri le stesse persone sempre. Quando c'è una persona nuova la guardi malissimo, tipo lui chi è o lei chi è, così, no? Ma ovviamente in modo scherzoso, però mantieni la semplicità, cosa che a me serve tanto perché è un attimo che volo con l'aria, con la testa, capito? Capito? No. La cosa che apprezzo di te è che anche se hai la vita da pop star, persona comunque influente, hai comunque questa cosa dentro di te che è l'autenticità. E sei molto estroversa, ti piace interagire con le persone e secondo me non hai mai abbandonato la tua te stessa di paesello e di come sei nata e Di cresciuta paesello. qua. Te stessa di paesello, sì. Te stessa di paesello. Te stessa di paesello. Sì. Come sei nata e Ma cresciuta io, qua. vedi che Travedona la cito sempre, ogni volta che posso. Secondo te perché anche, cioè non si parla di solito dei paeselli o comunque quando ti allontani dal paesello tendi a... Perché la provincia fa anche molta paura, cioè io la racconto così. Il fatto che io mi sia mossa a Milano è perché comunque c'è un altro lato, un pochino forse più cupo, più macabro della provincia. Il fatto che non hai le stesse opportunità ovviamente che hai magari in una città più grande. Molte volte quando parlavo con un mio amico, all'epoca io facevo la modella, andavo già a Milano, eravamo ancora alle superiori, mi disse: cazzo, hai avuto un grandissimo coraggio, no? Cioè serve quasi il coraggio, sembra che devi essere coraggiosa, no? Per uscire dalla bolla. Per me non è così. E molte volte se no finisci ovviamente nel fare magari il lavoro che non vuoi, cioè non hai tante opportunità, no, di slancio qua. E a me quello un po' dispiace, quindi il paesino è bellissimo ma fa molta paura. Anche le droghe le vivi in modo completamente opposto, antitetico. No, qua non ci sono feste a Travedona, no? Quindi magari fare uso di sostanze così è sicuramente diverso da come lo fai a Milano, che lo fai per far festa, no? Lo fai per tristezza, lo fai per riempire le giornate. È diverso, quindi c'è anche questo, diciamo, elemento del paesino che non citiamo mai, però ha le sue parti brutte. E quando è che hai capito che Travedona non ti avrebbe più dato opportunità? Cioè No. è stata una scelta oppure No. un'evoluzione naturale? Io sapevo che volevo fare musica e che volevo andare a Milano. Mi servivano i soldi, perché a Milano comunque costa e dovevo andare a viverci. Quindi ho iniziato a fare la modella là. E poi io non lo so, io non so mai raccontarlo perché... Una cosa tira l'altra. Sì, una cosa tira l'altra e poi io tipo ho solamente focalizzo l'obiettivo, tutto il resto lo faccio per arrivare all'obiettivo senza però impormi le cose, no? Quello che so è che Milano mi dà tantissimo, ma comunque devo sempre tornare qua. È proprio poi c'ho la mia mamma, c'ho tutti qua, quindi no. Milano è più amore o odio? Amore anche perché allora quando ero appena arrivata a Milano feste, cose, facevo, disfavo. Ora ho più il mio equilibrio, sono anche più grande, ho il mio cane, la mia casa, sono molto fortunata perché sono riuscita a cambiare tante cose nella mia vita e questo mi ha dato molto più equilibrio. Io ero un po' squilibrata prima, ecco. Squilibrata? Cosa intendi? Squilibrata? Ero arrabbiata forse, Arrabbiata del fatto che arrabbiata eri con qui, la vita un con po', un questa pochino. cosa è una cosa che secondo me vivono tantissime persone che sono al paesello, di essere arrabbiati mentre sono al paesello. Io anche i primi anni a Milano devo dire che ero un po' così. Ma una volta che lo lasci secondo me inizia a mancarti anche. Il paesello sì, tanto. I rapporti, soprattutto adesso, cioè non sai mai quanto una persona magari stia con te, le persone che conosci adesso, no? Perché ti vuole davvero bene, per convenienza o altro. E io quando torno qua so che ho quelle 3 persone su cui posso contare davvero, che mi diranno sempre la verità e che sono con me da prima di tutto. E quello fa tanto. E adesso ad esempio che vivi in città
La cosa delle amicizie te la vivi molta con più cautela? Sei molto più calcolatrice nelle amicizie che ti fai, nel senso Io che non riesco a essere non riesci a calcolatrice e mi dicono tutte, anche le mie amiche più strette, mi dicono Clara devi stare attenta, Clara devi svegliarti. Ecco, nel mio gruppo di amiche io sono quella, la Cupido, no, che chiamano, di sicuro non mi devi chiamare per le amicizie, perché su quello sono molto ingenua, non so se faccio finta di esserlo, però io ho sempre sognato la migliore amica, quell'amica che non ho mai avuto, perché non ho mai avuto la migliore amica per la quale io ero migliore amica. Ok. Ho avuto amiche che tengono a me, Ah. ma non ho mai avuto quella migliore amica che gli chiedevano chi è la tua migliore amica e diceva Clara, ok? Per me io magari l'avevo, no? Era lei. E quindi sono sempre alla ricerca di quello, solo che ora magari, esatto, poi vieni delusa, no? Dalle persone che conosco adesso. Però a me, io con le donne sono così, avvicino tutte, anche in She's a serata. girl's girl. Sì, tanto, Girl. sì, tanto. Ok. E infatti non mi piacciono. Quando noto che una mia amica o qualcuno che avvicino ha un atteggiamento un po' particolare, un po' furbo verso ragazze, magari fidanzate di amiche, gli dico no. The kind of eccoci qua. Qui è dove c'erano le mie vecchie scuole elementari. All'epoca erano 2 edifici, ok? E c'era tutto qua murato dove noi bambini correvamo. Adesso hanno fatto un nuovo comune e è esattamente a 4 minuti a piedi da casa mia, nemmeno 2,5 forse. Quindi anche da piccina tornavo a casa da sola con mio fratello, con le cartelle in spalla e basta. I've always been the kind of girl that heard my name, so pretty tell the world what I've got to say. E altra cosa che volevo chiederti, è uscito il tuo singolo, Prima Donna. Sì. Di prime donne come siamo messi al paesello? Allora no, al paesello E secondo tua me esperienza personale soprattutto. la mia esperienza personale con le prime donne ne ho avuta parecchia, ma no, più che altro quando conosci un ragazzo alle volte resti un po' delusa perché hai un'idea, no? E poi ti crolla, dici oddio, no, ok. Ma in realtà prima donna, io parlo tanto, ma ho avuto un momento, soprattutto quest'estate, di grande cambiamento in cui ascoltavo tanto quello che mi succedeva attorno, cosa che alle volte ho fatto fatica. E tutte le mie amiche, i miei amici mi raccontavano dei primi appuntamenti con maschi e femmine che finivano tipo, che loro erano tipo, dicevano ma come caspita fa a essere così questa persona, no? Narcisista o piena di sé, no? E io ho detto ok, ci facciamo una bella canzone, Prima Donna. Quindi Travedona è stata un po' un'ispirazione anche a quello che sei tu Allora, e quello che hai fatto? Travedona non ha tante prime donne, devo dire la verità, fortunatamente. O forse sei tu la prima donna di Travedona? No, io non voglio essere prima donna per nessuno perché non è bello. Non è bello essere la prima donna. Non mi piace, è un atteggiamento che non mi piace avere. E voglio chiederti, che consigli dai ai tuoi fan che hanno a che fare con prime donne? Di volersi più bene. Di volersi davvero tanto più bene. Perché davvero molte volte ci dimentichiamo di noi stessi nei rapporti umani, amicizia o meno. E io al momento ho scelto di amarmi. Love yourself. Clara said it e dovete farlo. No, ma è difficile poi, anche perché il dramma piace a tutti, a me piace tantissimo. È vero, io sono una che amava proprio stare male, invece è sbagliatissimo. Dai, si sta bene anche stando bene, l'equilibrio è bellissimo su via, non è poi così noioso. You're right, hai proprio ragione. Ci vediamo tra un po' di mesi. E ultimissima cosa che ti chiedo, perché secondo me c'è una persona che vuole avere notizie da te. Luigi di Sanremo. Secondo te ha scoperto perché Sanremo si chiama Sanremo? Allora, ragazzi, io ho una domanda per voi, no? No, perché qua... Ma come cazzo devo rispondere a quella domanda? Ho risposto nel modo più carino e simpatico possibile. Ma penso sia stata una genialata chiedergli Luigi perché ti chiami Luigi, perché poi lui... Ma io non so come è venuto. È proprio uscito la cara di Travedona. Che caspita di domanda è Sanremo perché si chiama Sanremo? No, io ti ho detto Luigi, perché ti chiami Luigi? Ma in realtà effettivamente c'è un motivo. Perché Ma non lo poi- so. Sotto le persone è poca cultura. Spiegacelo te perché Sanremo. Che Hai caspita, ragione. non lo so, mi spiace. Luigi, perché Sanremo si chiama Sanremo? E Luigi, perché- io ti amo comunque. We love you, love We yourself. love you. We love you. Se torno a Sanremo ti prego, fatti vedere. E poi perché Travedona si chiama Travedona? Travedona si chiama Travedona perché non poteva fare altrimenti. E punto! Ce l'abbiamo! Ciò che mi è rimasto più impresso di questa chiacchierata è che Clara non si è mai dimenticata del paesello e il paesello non si è mai dimenticato di Clara.
Qui lei è una persona normale, una ragazzina come tante altre che con i suoi amici passava i pomeriggi davanti alla chiesa del paesello. E in queste scalette qua ci sedevamo, giocavamo a carte, c'erano i primi flirt, i primi amori, li vedi bene? Soprattutto per chi l'ha vista crescere da quando è bambina, Clara è semplicemente Clara. In tutto questo saluto Clara e le lascio il diploma del paesello. E alla fine ho scoperto che il segreto non è scappare dal paesello, ma è portarselo dietro, anche se sei una star di successo proprio come lei. Dopo questa esperienza saluto Clara e lascio Travedona proprio così com'è, un silenzioso, autentico paesello, con la consapevolezza che a volte le canzoni più belle nascono proprio dove non c'è mai rumore. Travedona! 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 Quanto paesella Travedona! Paesella troppo, Travedona! I like crazy what you like it. Loca, loca, loca. Loca. Questo grande casino per un piccolo, 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 piccolo uomo. Piccolo. Grazie New York! Ah no, Travedona! Grazie Travedona. Grazie Miami, grazie. Grazie a tutti, ci vediamo. Scusate, dobbiamo andare, il tour è ancora lungo. Oh, grazie Jeremy. Prego. Rosalinda se ne va, ciao!